Nicola Sasso, primo cittadino di Sennori, alla vigilia di un appuntamento importante. Perché la vostra cittadina ha messo a disposizione l'impianto sportivo oh, per eccellenza, visto che insomma adesso è uno dei pochi in Sardegna omologati addirittura per poter ospitare gare importanti, e l'ha messo a disposizione la società Sassari Calcio Latte Dolce. Un buon investimento, nel senso che voi avete pensato molto prima di questa che è stata la problematica legata al Covid-19, quindi complimenti. Grazie, siamo veramente contenti di poter ospitare la Serie D a Sennori e soprattutto il Latte Dolce Calcio, con il quale abbiamo dei buonissimi rapporti sia in ambito sportivo che anche in ambito, diciamo, amministrativo. Quindi siamo contenti di aver messo a disposizione questa struttura e è un ottimo investimento, come hai detto tu, anche per un ritorno d'immagine per il nostro paese. Un paese che poi insomma si è sempre distinto per quello che è il discorso dell'innovazione. Non a caso siete uno dei pochi paesi nella Sardegna dove per esempio tutte le auto dell'amministrazione vanno ad energia elettrica, cioè siete andati già avanti, visto che ormai è un qualcosa che pian pianino va a consolidarsi anche nel resto del paese. Signor Sindaco, credo che sia un buon viatico per quello che significa il far crescere le realtà intorno a una città come capoluogo come Sassari, che ha bisogno proprio di queste sinergie. Sì, è vero, noi abbiamo puntato molto sull'ambiente, acquistando anche nuove automobili, l'ultima è questa che vedete qua giù, soprattutto anche per rispettare quello che era il patto dei sindaci. Anche tutto l'impianto sportivo è stato pensato anche sul rispetto dell'ambiente, anche l'intaso infatti per esempio è naturale, abbiamo optato per quello anziché il sintetico ed è costituito da cocco e sughero. Che ne so, altre cose, c'è un impianto di riciclo dove praticamente tutta l'acqua viene raccolta su una cisterna e poi viene riutilizzata per innaffiare tutte le piante che ci sono attorno al campo, quindi cerchiamo sempre un pochettino di essere rispettosi dell'ambiente anche su questo fronte. Rispettosi dell'ambiente e soprattutto guardare al prossimo futuro con quello che sono gli investimenti che a taluni possono sembrare improponibili, che invece poi hanno questo ritorno. Non a caso, l'ho sottolineato poc'anzi in sede di presentazione di questa piccola intervista, voi siete uno dei pochi campi in Sardegna che possono ospitare gare addirittura per quanto riguarda la nazionale Under 18. Credo sia già di per sé un grande successo. Nicola. Sì, diciamo di sì, siamo contenti e diciamo che questo progetto è partito 3 anni fa e oggi finalmente siamo riusciti ad arrivare al termine. Manca anche ora qualche documento amministrativo, ma diciamo che il 98% della struttura è completa ed è pronta anche per l'utilizzo.